Ciao a tutti del commento veneziano, siamo su MotoGP Catalogna, chiaramente Polfe, questa gara sarà come sempre una vittoria sicura e ne approfitto un po' per spiegare un po' il tutto. Allora, questa sarà l'ultima gara fatta così, ovviamente quando c'era questo video sarò ancora in montagna e dopo riprendiamo con la serie delle tre gare a video e niente, poi siamo a settembre ragazzi e adesso si riparte a bomba con FIFA. Si riparte a bomba con FIFA, poi vediamo un paese se lo compro subito, aspetto un attimo. Poi chiaramente ci sarà NBA, WWE nuovo, come si dice, Fallout quando uscirà, che veramente spero che possa essere la mia serie di punta. Fallout, mi piacerebbe tanto giocare insieme a voi e imparare bene come registrare e come fare quel tipo. Intanto nel ciacolare ho perso la posizione. Quei tipo di video sul canale perché l'ho sempre trovato difficile per registrare quei giochi, mi piacerebbe fare una super serie insieme a voi e con il VOD. E comunque riprende da settembre e riprende tutto. MotoGP chiaramente non finisce, se voi lo volete io vi faccio quante stagioni volete, questo non è un problema. Lo sapete che MotoGP ci può stare sempre. Formula 1 vediamo, adesso non avrò, cioè forse l'ho finito la stagione, non lo so se riesco a fare le due gare per le vacanze. Però la cosa certa è che non so quante stagioni farò su Formula 1, vediamo. Vediamo, perché comunque sicuramente ci sarà la COP con Edward e su MotoGP invece la COP con Sutil. Però vediamo sul single player in MotoGP, non lo so. Tanto qua faremo il nostro Atrix quasi sicuramente, sì. L'unico dubbio può essere fastest lap se sbaglio qualcosa, ma è davvero difficile. E niente, settembre si riprende a bomba. Poi ci sarà, aspetta, attenzione, ci sarà la webcam, chiaramente, la webcam comandiana. Ci sarà la webcam sul canale, quindi la comprerò per quando arrivo. E niente, e si gode. Qua sbaglio un attimo, vabbè, insomma, ragazzi, lo shuttle Catalogna lo sapete che sono i 25 punti sicurissimi. Ho bisogno tantissimo di questa vittoria per poi ricominciare con la programmazione ufficiale, con le tre gare a video a bestia, perché voglio assolutamente vincere il secondo mondiale consecutivo e il terzo in 7 anni. Quante stagioni che sto facendo, mamma mia, siamo già alla 115esima gara, mi sembra. Veramente una cosa da pazzi. Molto bene. Very good, very good. Derapone classico. Derapone classico. Anche in uscita. Una spacca tutta come... Perfetto. Fatto un genere, si vede che sto gareggiando con la tranquillità e tutto, ma questa è l'unica gara dove posso permettermi questo, l'unica proprio in assoluto. Neanche Indianapolis ormai non posso più permettervelo, solo a Catalogna. Aspetta, spero che non me la levano mai perché sennò mi incazzo. Beh, 1,40 penso che sì, 1,40 alto, però penso di non avere problemi, infatti fastest lap. No! Oddio. Non ci credo. Brivido. Brivido a Catalogna. Dio santo, meno male che avevo 3 secondi e mezzo di vantaggio. Mamma, cosa ho rischiato. Visto ragazzi? Ecco. Questo vuole prendere sotto gamba le gare. Dio santo, ricordo Instagram comendiano, commenda Bettino Basso veneziano. Posterò molte foto della pesca, delle montagne, del Cumendone, con la Cumendina. Mamma mia quanto ho rischiato, mi sono cagato ancora. Ma che se cado un'altra volta devo ritirarmi. Come sveglia, grazie. Blaugiot, come Blaugiot. Mamma che paura che ho preso, mamma che paura. Infatti ho perso tantissimo, Dio sa. Che come.
Per poco cominciavamo anche Catalogna. Invece la stagione dopo il campione del mondo è veramente una sfiga dopo l'altra. Ok, raga. E signori, secondo me della stagionale il Cume torna a vincere. Oh, yes! Fantastic job! Bravo Comendo, molto bene. Oh Lorenzo però ragazzi, non molla. Siamo secondi a meno 5. Market Lab, ecco Rossi si sta un po' staccando. Rossi si sta un po' staccando. Vediamo la cerimonia del podio. La sua gara di oggi è stata semplicemente perfetta. Eccolo qua. Giustamente lui e la sua squadra si godono questi momenti che sono il frutto di tanto duro lavoro. Buono ragazzi, saluto il comandante veneziano. Nel prossimo video 3 gare a video come sempre. E niente fioi. Siamo in corsa anche per questo mondiale, 5 punti di svantaggio. Se c'è Assen, una gara che era favorevole fino alla fisica pro, adesso un po' meno. Però poi abbiamo il Sachsenring, Bern, insomma, gare che possiamo vincere. Cerchiamo di arrivare dove dobbiamo arrivare per, come si dice, per Aragon, con qualche punto di vantaggio. E dopo ad Aragon possiamo anche andare in difetto. Però questo è l'obiettivo, sì. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!